Buongiorno a tutti, io vi prego di prendere posto. Avremo una mattinata con tanti momenti, io credo, importanti, ecco. E ci troviamo nella sede del Conservatorio. Io ringrazio la direttrice innanzitutto, do il benvenuto a tutti e poi ringrazio il signor Questore, la dottoressa Manuela De Bernardini, con la quale abbiamo condiviso questa iniziativa che consente oggi di ricordare il sacrificio di questi 9 poliziotti che persero la vita deportati nell'agosto del 1944 e morti nei campi di concentramento. Sono pagine di storia dolorose che noi non vorremmo mai più ripetere, naturalmente. E stavo pensando, sapete, vedendo qua, che noi siamo molto legati, lo dico al capo della polizia, al prefetto, a Ugo Foscolo. Stavo pensando che nella biblioteca di Udine noi conserviamo praticamente tutto il fondo di Ugo Foscolo, tutti gli scritti, e c'era una cosa che ha detto Ugo Foscolo, alla quale noi siamo molto legati, definiva il Friuli un piccolo compendio dell'universo, però esortava anche gli italiani a studiare la storia. O italiani, vi esorto alla storia. Ecco, noi, come dire, seguiamo questo insegnamento e cerchiamo di svilupparlo attraverso anche l'azione che coinvolge le scuole. Qui ci sono tanti ragazzi presenti e questo secondo me è un significato importante che vogliamo dare a questo nostro incontro. Ecco, signor Prefetto. Quindi adesso iniziamo con la parte ufficiale e invito il signor Sindaco, l'onorevole Fontanini, a prendere per primo la parola dal microfono. Benvenuti a tutti voi, e in particolare al signor Capo della Polizia che ci onora della sua presenza per questa cerimonia significativa per ricordare un fatto della storia che ha toccato la nostra città, in questo luogo dove era presente la questura. Stiamo parlando degli anni dell'occupazione tedesca e di questo territorio che faceva parte dell'Adriatic Kusterland. Eravamo all'interno del Terzo Reich e qui comandavano soprattutto le truppe tedesche. 9 persone che lavoravano in questo luogo, funzionari di giustizia, dell'ordine pubblico, furono prelevate e portate nei campi di concentramento e di sterminio. Non furono gli unici. Purtroppo la storia di quegli anni è una storia terribile, con tanti deportati, con tante persone che purtroppo non sono ritornate e sono morte nei campi di sterminio. Anche un sindaco della città di Udine, un mio predecessore, fu prelevato all'età di 84 anni dall'ospedale civile di Udine e portato in campo di sterminio. La sua colpa era di essere ebreo. Era Elio Morpurgo, il sindaco della città di Udine, che non arrivò al campo di sterminio ma morì durante il viaggio e anche il suo corpo ebbe purtroppo delle vicissitudini molto particolari. Quindi la città di Udine sente molto questi fatti e il ricordo è ancora vivo. Io ringrazio soprattutto i familiari che sono venuti oggi qui a testimoniare la memoria dei loro parenti così tragicamente periti. E quindi benvenuti anche a voi, come do il benvenuto a tanti parlamentari che ci onorano della loro presenza, al signor Prefetto, al Presidente del Consiglio regionale Zanin e a tante persone che rappresentano tante istituzioni di questa città. Quindi grazie della vostra presenza, grazie al signor Questore che ha voluto questa cerimonia e che abbiamo organizzato con la presenza del Capo della Polizia, che ringrazio ancora per essere venuto alla città di Udine. Signor Questore, è arrivato il momento del suo intervento. Io mi permetto però anche di ringraziarla personalmente della disponibilità, della cortesia, della collaborazione. Posso ricordare che abbiamo sviluppato delle belle iniziative già quest'anno, ma forse lo dirà anche lei. Questo per dire del profondo legame che unisce questa amministrazione e la comunità cittadina alla Polizia di Stato. Grazie.
La storia che oggi ricordiamo inizia così. Lo scrive il maresciallo di pubblica sicurezza Spartero Kottowski, scampato a Dachau e Mauthausen, alla mamma del commissario Filippo Accorinti, che a Mauthausen non è sopravvissuto. Gli uffici della questura di Udine nel mese di luglio 1944, in pieno regime tedesco, vennero circondati dalle SS germaniche e quasi tutto il personale, compreso il questore, vennero arrestati perché sospetti di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti fu fatta una specie di decimazione, liberando i meno sospetti e raggruppando in carcere 12 elementi. In 10, partiti del 27 agosto su un carro bestiame ermeticamente chiuso, dopo 3 giorni arrivammo a Dachau. Dopo il trasferimento a Mauthausen, il maresciallo Toschi viene ricoverato in ospedale e viene separato dai 9 compagni di sventura, che non rivedrà più e di cui apprenderà la morte solo dopo il rientro in patria. Conclude: sono tornato a casa, pesavo 35 kg, ho ripreso servizio, ma le confesso che non sono più io. Pieno di acciacchi, tiro avanti come posso. La storia degli appartenenti alla questura di Udine, 9 poliziotti e un impiegato civile arrestati nell'estate del 1944 e deportati nei campi di sterminio, come molte altre dopo la guerra, era caduta un po' nell'oblio. È stata riportata alla coscienza collettiva nel 2000 dalla sezione udinese dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, spronata dai dirigenti superiori Giuseppe Vollon e Elio Romano, a cui esprimo la più alta riconoscenza e stima. 2 anni fa, in occasione del Giorno della Memoria, la Questura, il Comune e la sezione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, con il fondamentale contributo della dottoressa Anna Colombi, curatrice della ricerca storica, hanno siglato il proposito di posare 9 pietre inciampo per restituire i nomi dei poliziotti deportati e uccisi nei campi di sterminio nazisti alla memoria collettiva di questa città, dove, provenienti da molte regioni italiane, prestavano servizio. La pandemia ha fatto slittare la posa al 2022. A gennaio a Palazzo Morpurgo è stata aperta la mostra biografica con l'esposizione di uniformi, documenti dell'epoca, che ora è allestita nell'atrio del conservatorio e che sarà riproposta negli istituti scolastici e nelle sedi universitarie cittadine. Oggi portiamo a compimento la messa a dimora delle 9 pietre d'inciampo nel luogo dove i nostri valorosi colleghi prestavano servizio e dove vennero arrestati. Uomini comuni, poliziotti di provincia che non hanno scelto di diventare eroi, ma hanno tenuto fede senza tentennamenti al giuramento di fedeltà ai valori fondamentali di civiltà, umanità e giustizia. Posiamo queste pietre nel momento in cui divampa in Europa una guerra furiosa che ci ricorda che la crudeltà, l'efferatezza non sono un fardello del passato, ma il lato oscuro della natura umana con cui dobbiamo essere pronti a confrontarci ancora. Il loro sacrificio, unito a quello di molti altri, ci ha regalato quasi 80 anni di pace. Per noi poliziotti di oggi è un'eredità preziosa, un faro che ci indica chi siamo e qual è il nostro compito. La cerimonia di oggi è il frutto della collaborazione di molte istituzioni e molte persone, che ringrazio, come ringrazio l'autorità, gli studenti del liceo classico Jacopo Stellini e tutti coloro che hanno condiviso questo momento. Grazie ai familiari dei nostri caduti, alcuni venuti da molto lontano, anche per l'apporto dato alla ricostruzione di queste storie di coraggio. Grazie signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per essere qui oggi a immortalare questa pagina nella memoria della Polizia di Stato, della città di Udine e del Paese. Anch'io ringrazio ancora il signor Questore e ci ha raggiunto anche, ringrazio Monsignor
Andrea Bruno Mazzoccato, il nostro arcivescovo. Sono tante le istituzioni presenti, le rappresentanze militari di tutti gli aspetti, la Croce Rossa, eccetera, la scuola, i familiari, eccetera. Ci sono anche le istituzioni, stavo pensando a una comunità che si ritrova, c'è la scuola, ci sono i familiari, e quindi io a questo punto inviterei per un breve intervento di saluto anche il Presidente del Consiglio regionale che ci ha raggiunto, che rappresenta la sintesi della nostra, rappresentando tutte appunto le forze politiche del Consiglio regionale, un po' la sintesi della presenza delle istituzioni qui. Mi permetto all'architetto Piero Mauro Zanin di chiedere un suo saluto. Grazie all'assessore Cigolotto, un saluto al signor Sindaco, alla Sua Eccellenza l'Arcivescovo, al signor Prefetto, a tutti i deputati e colleghi che vedo qui, a tutti voi cari familiari di poliziotti e comunque cittadini. E un ringraziamento sentito al signor Questore per il gratitissimo invito e un saluto particolare al Capo della Polizia, rivolgendo a lui a nome del Consiglio regionale, la massima espressione di una regione a statuto speciale, la sede nel quale si fanno le regole di questa comunità, i saluti e il ringraziamento della comunità del Friuli Venezia Giulia a tutte le forze di polizia, non solo di questa regione ma dell'intero Paese, che sono baluardo non solo della nostra sicurezza ma credo dei principi fondamentali di quella democrazia per la quale anche questi 9 poliziotti sono caduti. È una memoria ed è un'eredità importante che dobbiamo tenere custodita, che come ha ricordato il signor Questore purtroppo anche i fatti di cronaca ci chiamano molte volte alla crudeltà dello scontro tra uomini. Il saluto del Consiglio regionale e anche del signor Presidente Massimo Federica, che è impegnato in altro impegno istituzionale ma ci ha tenuto e ci tiene anche lui a portare a tutti gli intervenuti il saluto come governatore di questa regione. Credo che questa iniziativa del Comune di Udine e della Questura di Udine sia un'iniziativa straordinaria che si inserisce in un modo simbolico anche per le nuove generazioni, cioè immaginare una pietra d'inciampo, cioè vuol dire che mentre uno cammina per una città bella, gestita molto bene, si inciampa su questa pietra e si pone una domanda, e ponendosi quella domanda rende attuale quel sacrificio, rende in qualche modo ancora degno di insegnamento pedagogico quel sacrificio per quelle persone. Allora sono molto contento che ci siano i giovani, gli studenti, la medaglia d'oro professore Paolo Del Din ogni volta che interviene ci ricorda l'importanza che queste iniziative non siano autoreferenziali rispetto a noi istituzioni o rispetto alle persone che hanno vissuto, che hanno avuto esperienza di dolore che ci ha lasciato la guerra, ma siano rivolte a nuove generazioni, perché lì queste pietre d'inciampo dovrebbero realmente incidere per far sì che il futuro e il progresso che loro porteranno avanti sia degno di quel sacrificio che queste persone altre hanno fatto. Grazie ancora e buona giornata. Abbiamo sentito citare Anna Colombi, che ha curato assieme agli uffici della Questura, all'Associazione della Polizia di Stato, un po' la raccolta della documentazione storica relativa alle vicende di questi poveri rappresentanti, questi poveri che hanno perso la vita. Allora Anna Colombi, io ti inviterei ad essere qui un attimo con noi per, darci un po' il quadro di quella vicenda storica del 44, tenendo presente che Anna Colombi ha anche curato quella pubblicazione che voi avete trovato sulla vostra sedia, che poi spiega un po' più diffusamente la vicenda che stiamo quest'oggi affrontando. Buongiorno a tutti. Ringrazio il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore Fabrizio Cigolot e il questore Manuela De Bernardin, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Udine, e il suo presidente Giovanni Roselli, che hanno dato impulso alla ricerca sui fatti storici che videro protagonisti i poliziotti della Questura di Udine, vittime del nazifascismo che operarono nel difficile contesto in cui si trovò il nostro territorio all'indomani dell'8 settembre del 43. Questi uomini agirono secondo umanità e coscienza, e a rischio della vita non si sottrassero, per quanto loro possibile, al dovere morale di proteggere e aiutare la popolazione, già duramente provata dalla dittatura e dal conflitto, e si opposero alle politiche che con la complicità
e la collaborazione attiva della milizia fascista furono messe in atto dalle forze di occupazione. Posare questi sanpietrini qui oggi è, come ha detto Liliana Segre, celebrare un funerale per chi non lo ebbe. Richiamiamo alla memoria della città di Udine i nomi e le nobili figure di questi poliziotti, cui dobbiamo gratitudine, e restituiamo loro identità e dignità, collocando le pietre d'inciampo che li ricordano davanti a questo storico palazzo di Udine, dove durante la Seconda Guerra Mondiale Tribunale e Questura avevano sede. Da qui, nell'estate del 44, in quella terribile estate che vide aumentare l'accanita oppressione dell'occupante nazista, una quarantina di poliziotti furono tratti in arresto per sospetta attività antinazista. Le conseguenze dell'armistizio che aveva posto fine all'alleanza con la Germania erano state drammatiche. L'illusione della pace aveva lasciato il posto ai bombardamenti, alla occupazione, alle rappresaglie, alla guerra civile. L'esercito si era sbandato. Il re Badoglio e il Comando Supremo erano riparati a Brindisi. Il paese era precipitato nel caos. La Germania aveva reagito in modo fulmineo, instaurando nel nostro territorio una delle due zone sottoposte alla sua diretta amministrazione. Il neocostituito Comitato di Liberazione Nazionale incitava intanto la popolazione a resistere. Violenze, rappresaglie, rastrellamenti e deportazioni erano all'ordine del giorno. Il Reich aveva un disperato bisogno di braccia da impiegare nell'industria bellica. Nel clima di sospetto in cui tutti potevano essere additati come informatori, avvennero i fatti che qui ricordiamo. All'interno della questura maturò una spontanea quanto sotterranea e silenziosa forma di resistenza che coinvolse commissari, brigadieri, guardie, impiegati civili. Per il personale della questura, infatti, non era difficile accedere a documenti confidenziali, conoscere in anticipo piani di rastrellamento, persone e luoghi interessati dalle operazioni pianificate dai nazisti. Informazioni preziose che venivano trasmesse ai partigiani e alla popolazione civile. Non è del tutto chiaro come il servizio di sicurezza delle SS venne informato, ma nel luglio del 1944, nell'arco di pochi giorni, come detto, furono una quarantina di poliziotti, i poliziotti arrestati e condotti in carcere, perché sospettati di sentimenti avversi ai nazifascisti. All'occupante tedesco, infatti, bastava poco per riconoscere in chiunque un pericoloso avversario politico. Secondo ricostruzioni attendibili, nel tardo pomeriggio del 22 luglio 1944, la questura venne circondata da soldati tedeschi che procedettero ai primi arresti. Nei giorni successivi vennero condotti in carcere altri poliziotti e un impiegato civile della questura, tutti genericamente accusati di scarsa collaborazione con le autorità o di attività contrarie alle direttive politiche della Repubblica Sociale o delle forze di occupazione tedesche. Conobbero invece la durissima realtà dei campi di concentramento di Dachau, Mauthausen e Buchenwald e dei sottocampi di Gusen, Ebensee, Melk, Kottenweidach e Ohrdruf. Solo il maresciallo Spartero Toschi fece ritorno. I commissari Antonino D'Angelo e Giuseppe Sgroi, i vicecommissari Filippo Accorinti e Mario Savino, il vicebrigadiere Bruno Bodini, le guardie Alberto Babolin, Mario Comini e Anselmo Pisani e l'impiegato civile Giuseppe Cascio in quei campi lasciarono la vita. Grazie. Grazie Anna. Tra i nomi che sono stati citati adesso c'è un nome, Mario Savino. Noi abbiamo qui un erede di Mario Savino, della famiglia, che si chiama Mario Savino, che io inviterei adesso ad accostarsi, eccoci. Anche perché, io lo dico ai ragazzi, no? Noi passiamo attraverso i libri di storia, leggiamo la grande storia, eccetera, però quanto è importante la piccola storia, perché è proprio quella che crea l'empatia, quella che crea il rapporto con i fatti veri. E quindi cosa ha significato per Mario Savino portare questo nome? Ecco, questo mi permetterei di chiedere, oppure... Prego. L'assessore vuole farmi commuovere ancora prima che io inizi a parlare, assessore.
Ecco, diciamo che c'è una dimensione pubblica che è quella che stiamo vivendo, c'è la celebrazione, c'è l'aspetto sociale, ma c'è poi un aspetto personale. L'aspetto personale è drammatico e conseguentemente queste situazioni fanno rivivere momenti, racconti familiari, cose di una vita di cui mio padre non parlava, perché il trauma per lui era troppo forte. Come molte persone che sono tornate dai campi di concentramento hanno chiuso la bocca e non hanno parlato più. Mio padre era questo, non era andato lui nei campi di concentramento, era andato suo fratello. Quelle poche cose che io so, le so per ricostruzione da esterni e per i molti racconti di mia madre. Mio padre non me ne ha mai più parlato. Conseguentemente io quest'oggi mi era stato appunto proposto di prendere la parola, lo faccio ben volentieri per ringraziare le autorità e tutti i presenti. Mi sono preparato pochissime parole perché appunto non voglio essere tradito dalle emozioni. Dunque, io ritengo che oggi venga posto un tassello importante, ben visibile ed indelebile, che fa parte di quel complesso mosaico di comunicazioni che consentono di ricordare a tutti il valore inestimabile della libertà e della democrazia. Nel mondo ci sono circa 2 miliardi di persone che godono di una democrazia consolidata. Fra questi ci sono anche gli italiani. Verrebbe da dire per fortuna, invece in realtà non è una fortuna, penso che sia un merito. Ci sono quasi altri 6 miliardi di persone che vivono in regime di dittatura o che vivono in una democrazia che è meramente formale. Per le attuali generazioni, in particolare per i giovani, è istintivo pensare che si tratti di un fatto assolutamente normale e dovuto andare a votare, esprimere il proprio pensiero, poter dissentire, senza rischio di punizioni, ritorsioni o vendette. In realtà non è proprio così. La democrazia e la libertà non piovono dal cielo come oggi la pioggia. Bisogna far capire che invece che il sistema democratico e la libertà, che sono valori primari, non cadono appunto dal cielo, e se noi oggi possiamo godere di questi privilegi, il merito va in buona parte imputato agli enormi sacrifici fatti dalle generazioni che ci hanno preceduto, e in particolare ai sacrifici delle persone che nel corso della Seconda Guerra Mondiale hanno pagato con la vita i loro ideali. E mai avrei potuto pensare che mentre deponiamo queste pietre e condanniamo con irremovibile fermezza i regimi che portarono alla morte milioni di persone, dopo soli 77 anni ci ritroviamo di fronte ad una guerra nella nostra Europa che non pare differire un granché rispetto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Questa è una tragedia, a mio parere. Sono passati solo 77 anni, evidentemente l'umanità non ha capito nulla. È quindi un dovere di tutti noi, delle istituzioni, delle famiglie, della scuola, parlare, specie più giovani, per far capire queste cose. E le pietre d'inciampo, a mio parere, sono uno strumento geniale, volto a favorire questo percorso virtuoso. Parlando di situazioni meno tristi, mi ha fatto molto piacere vedere con quanta generosa disponibilità tanti hanno operato per arrivare all'odierno traguardo. Il Comune di Udine, quindi il sindaco, il professor Fontanini, l'assessore, il dottor Cigolot, il questore, la dottoressa De Bernardin, l'ANPS nelle persone di Giovanni Roselli e del dottor Giuseppe Vollono e del dirigente romano che non ho avuto il piacere purtroppo di conoscere. Hanno fatto con Anna Colombi riemergere episodi ormai distanti nel tempo e nella memoria. E concludo. L'odierna cerimonia desta grande emozione nei parenti delle vittime. Le istituzioni e le persone che si sono attivate sono riuscite a stigmatizzare il valore umano e sociale di chi oggi viene ricordato, e viene così ridata quasi vita e presenza a persone la cui esistenza fu così ingiustamente ed atrocemente soppressa dalla ferocia nazifascista. Di tutto ciò noi familiari vi saremo sempre grati. Grazie. Nella scaletta adesso abbiamo previsto l'intervento di un'altra erede, si chiama Gioia D'Angelo, che ci ha raggiunto da Padova e che è nipote del commissario Antonio D'Angelo. Prego. Ecco, e poi l'intervento dei ragazzi, però mi hanno fatto osservare che il tempo fugge. Allora io chiedo cortesemente, non per essere scortese, di ridurre un po' l'intervento, Gioia, cortesemente, ecco.
perché ci sono altri impegni che seguono, e poi abbiamo anche questa finestra di bel tempo che ci consentirà di mettere giù le pietre senza la pioggia. Grazie. 15 giugno, dal lavoro. Carissima Elisa, sono le 3 di notte, io sono sveglio e sto preparando le relazioni di servizi rognosissimi che stanotte sono capitati. Il mio pensiero continuo è rivolto a te e ai nostri bimbi. L'unica mia grande tristezza è quella che mi invade quando penso che non è assicurata per niente la nostra vita presente né quella futura. Ma spero che il destino voglia un giorno farci vivere tranquilli e contenti. Bisogna tenerci calmi il più possibile, tranquilli, calmi, malgrado la bolgia infernale che ci circonda. Buon sonno, ti bacio insieme ai bimbi. 20 agosto, dal carcere. Carissima Elisa, ti prego di stare tranquilla, tutto sarà chiarito e un giorno torneremo felici a sorridere con i nostri bimbi. Non pensare a niente, a te sola. Pensa che starai bene e alla felicità che proveremo quando uscirò da questo carcere. Sono certo che presto starai bene e mi auguro che venga chiarito anche il caso della questura, in modo da rivederci presto. Ti bacio e ti abbraccio insieme ai bimbi. 26 agosto, dal treno. Carissima Elisa, andiamo in Germania, stai tranquilla. Forse ci faranno lavorare e staremo bene. Questo è il periodo più scalognato della nostra esistenza. Mi rincresce non averti potuto abbracciare e baciare prima di partire, ma il mio immenso amore per te è sempre più vivo e potente. Tu sei, insieme ad Angelo e Salvo e Angeluzza, tutta la mia vita, tutte le mie aspirazioni. Spero che Dio permetterà che noi ci rivedremo. Ne sono convinto e stai in questa certezza. Non ti inquietare per me. Siamo tutti insieme e ci aiuteremo l'un l'altro. Stai allegra. L'interessante è non trovarsi in quel lurido carcere. Ti penserò ogni sera insieme ai bimbi alle ore 20 precise. Fai altrettanto e i nostri pensieri si incontreranno. 27 agosto. Carissima Elisa, da ieri sono dentro un carro bestiame insieme ad altri 25. In questo momento siamo fermi a Postumia, fra poco passeremo il confine. Il mio morale, dopo aver lasciato quel lurido carcere, è molto più alto. Ho abbracciato e baciato i nostri bimbi. Il nostro destino ci ha riservato questi dolori, sopportiamoli e superiamoli, questo è per ora il nostro compito. Il mio pensiero è sempre con te e i bimbi, e solo pensando a voi, e solo per questo ogni tanto gli occhi mi si arrossano. Mi riconforto con la speranza di tornare presso di voi ed assistervi come è mio dovere. Per mio conto devi stare tranquilla, lontano da feroci intenzioni nei miei riguardi, sto più sicuro. Mi è stato fatto male, soprattutto alla mia famiglia, senza alcuna ragione che possa giustificarlo. È meglio perdonare e sopportare. Sono certo che un giorno vicino saremo completamente felici. Ti prego, stai tranquilla e piena di fiducia nell'avvenire, senza apprensioni. Ridi di tutto. Ci rivedremo presto, vedrai, e la nostra vita tornerà più tranquilla e più gustosa. Ti bacio e ti abbraccio infinitamente insieme ai bimbi nostri. Tuo affezionatissimo per sempre Nino. Ricordami ai bimbi sempre. Ho ancora un minuto e ho pensato che questa fosse l'occasione per la prima volta di rispondergli. Scusate. Carissimo nonno, provo oggi in questa occasione a rispondere alle tue lettere. La nonna si è presa cura di noi per tutta la vita e ti ha aspettato per tutta la vita. Lei, la mamma e lo zio hanno lavorato senza sosta e con innumerevoli sacrifici perché i tuoi progetti e le tue speranze su di loro si realizzassero. I bimbi sono diventati medico e ingegnere e non potevano diventare persone migliori di ciò che sono diventate. Quanto a noi nipoti, facciamo del nostro meglio, la strada è ancora lunga. Ma voglio che tu sappia che non sei stato solo ricordato, tu sei presente, sempre, nelle nostre decisioni, nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nel nostro cognome. Tu sei una luce che guida la mia strada e per quanto tortuosa le dà una direzione e determina ciò che voglio essere. Vorrei dirti che il
Il vostro sacrificio è stato l'ultimo, che non esistono più guerre, deportazioni, divisioni, separazioni, che il bene non è più opinabile e che la ragione non ce l'hanno più tutti, che non si deve più annientare gli altri o morire per le proprie idee, che la guerra, il popolo diviso, è stato tutto un sogno. Vorrei poterlo dire, ma ti dico questo: il vostro nome ora è qui, eterno, di monito, di inciampo per la nostra memoria troppo labile, per le nostre vite troppo frenetiche e i nostri ideali addormentati. Anni fa mi sembravi così distante. Un eroe, nonno, può sembrare irraggiungibile, e quanto può sembrare piccolo e inadeguato in confronto a tutto quello che si prova a dire o fare. Poi sono stata a Catania e a Udine per ripercorrere i luoghi della tua vita, per conoscerti, e ho capito che resistere è molte cose. E aspettare, leggere, studiare, lavorare, difendere le proprie idee, provare a fare la differenza, provare a fare il proprio, per quanto piccolo possa apparire. Tu hai scelto da che parte stare. Il minimo che posso fare io, da attrice, è darti voce attraverso le tue parole. Se anche hanno sperato di metterti a tacere, ci sono qui io a raccontare la tua, la vostra storia. Grazie, Gioia, grazie, grazie. Allora siamo con i giovani, abbiamo dedicato a loro questa cerimonia, adesso lo voglio sottolineare, il capo della polizia, il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, perché il messaggio che vogliamo dare è soprattutto a loro. Allora grazie al Liceo Classico Stellini di Udine, che è qui a sede, che tra l'altro è la sede del comando durante la Prima Guerra Mondiale delle Forze Armate Italiane, quindi per dire quanto la nostra città è attraversata da queste vicende. Ragazzi, un breve intervento da parte vostra e grazie al vostro dirigente scolastico e ai vostri insegnanti. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, sono Giacomo Mastronardi, al 4º anno del Liceo Classico Stellini, e con la compagna Maddalena al 5º anno presenteremo insomma un breve pensiero sulla cerimonia di oggi. La comunità studentesca, da noi rappresentata, si stringe quest'oggi nel ricordo dei 9 poliziotti che da questo edificio, una volta questura e tribunale di Udine, sono stati prelevati per poi essere deportati nei campi di sterminio di Dachau, Buchenwald e Mauthausen. Il meschino atto del regime nazifascista ha allontanato ed eliminato dalla comunità udinese 9 individui che con le loro azioni, i loro pensieri e le loro parole avrebbero continuato a dare alla città di Udine un fondamentale contributo, e come loro molti altri. La deportazione e lo sterminio di milioni di vite umane è un danno, un torto che va ben oltre la morte di un singolo individuo. È un atto che ferisce nel profondo l'intera comunità, poiché tutte quelle persone a cui sono stati negati i più naturali dei diritti, quelli alla vita e alla libertà, avrebbero potuto portare all'interno della propria comunità, piccola o grande che fosse, un cambiamento, un'idea, un valore. I campi di concentramento nei quali vennero rinchiusi i 9 poliziotti che oggi siamo qui a commemorare furono un luogo di disumanizzazione, di privazione di ogni forma di dignità, di annichilimento dell'essere umano in quanto tale e di tutto ciò che da esso ne deriva: passioni, idee, principi ed ideali. Per questo motivo, tutti, dalla più alta delle autorità al più semplice dei cittadini, dobbiamo impegnarci a contrastare con ogni mezzo a disposizione il ripresentarsi di questi fenomeni sul panorama nazionale, europeo e mondiale. Sta anche a noi giovani continuare questa lotta che si combatte ogni giorno. Grazie. È inevitabile poi che rischiano una riflessione sulle terribili vicende che si stanno consumando in questi giorni e che ci vedono attoniti osservatori di una guerra a cui mai avremmo voluto dover assistere. Ciò che è accaduto e sta accadendo nelle città dell'Ucraina richiama alla nostra mente fatti che, seppur differenti per alcuni aspetti, possono essere associati a questi, che noi oggi apertamente condanniamo, sotto uno stesso segno, quello del massacro. Vediamo persone strappate alla vita, allo loro stesso essere umani, alla loro stessa libertà,
alla loro stessa dignità, persone disumanizzate e private di quegli stessi diritti che furono negati alla comunità ebraica quasi un secolo prima. È nostro diritto, in quanto giovani del presente, indignarci e sperimentare per le attuali vicende lo stesso dolore che sentiamo per le stragi avvenute in passato. Ed è nostro dovere, in quanto adulti del futuro, impegnarci nel ricordo, nella riflessione e nel combattere per la giustizia, per far sì che ciò che è successo e sta succedendo non si ripeta mai più. Desideriamo inoltre ricordare, in vista della vicinanza all'anniversario della liberazione, avvenuta il 25 aprile del 1945, come l'Italia e l'Europa abbiano preso una posizione ferma e decisa contro un progetto di negazione dei diritti fondamentali e come grazie alla lotta portata avanti dalla Resistenza noi possiamo essere qui, oggi. Vogliamo infine riprendere un'importantissima frase della senatrice Liliana Segre, nella speranza che le sue parole possano risuonare forti nella mente e nel cuore di tutti. Se non saremo sempre vigili, attenti, informati, solidali e attivi, il passato potrebbe accadere ancora e ridiventare futuro. Grazie. Grazie. Buongiorno, sono Sara Genovese, frequento il quinto anno del Liceo Classico Stellini e sono rimasta molto colpita dalla cerimonia di oggi e dalle storie raccontate, soprattutto perché io stessa conosco molto bene la storia di una deportazione, ovvero quella di mio nonno, Gino Chiuc. E anche mio nonno, infatti, come i poliziotti oggi ricordati e come migliaia di soldati italiani, ha vissuto l'esperienza della deportazione. E lui stesso mi ha raccontato come una sera dell'aprile del 44 dei soldati tedeschi siano piombati in casa sua mentre cenava con la sua famiglia e lo abbiano preso e portato via assieme a tutti gli uomini del paese. Mi ha descritto il viaggio verso le carceri di Gorizia e poi in treno verso il campo di prigionia a Spital an der Drau. Mi ha raccontato del lavoro coatto, della fame, del freddo, degli incessanti bombardamenti degli alleati sul campo. Mio nonno, dopo circa 11 mesi di prigionia, è riuscito a tornare a casa, ma molti suoi compaesani non ce l'hanno fatta. Per me questa storia è molto preziosa, perché è la testimonianza di una vicenda drammatica e di una vita maltrattata che rimarrà per sempre dentro di me. E mi farà portatrice del messaggio che l'esperienza di mio nonno mi ha lasciato. Grazie, adesso lasciamo la parola al signor Prefetto, ringraziandolo nuovamente dell'onore che ci fa della sua presenza qui oggi. No, sono io che devo ringraziare e salutare il sindaco, il prefetto, il questore, le autorità civili, militari, religiose, chi ha curato e ha parlato prima questo splendido evento, i familiari che sono venuti qui e i ragazzi e tutte le persone che sono qui. La città di Udine che ha voluto tutta ricordare il sacrificio di questi poliziotti e dare questa testimonianza importante. Ecco, io ritengo che questi eventi, questi esempi non siano un semplice ricordo, ma per noi della Polizia, per noi delle Forze dell'Ordine, per noi che facciamo questo lavoro tutti i giorni, i nostri caduti sono la nostra carne viva. Noi non solo li ricordiamo sempre con riconoscenza e affetto, ma abbiamo una sorta di forte legame soprattutto nei momenti difficili che rappresentano un po' quella che è la nostra stella polare, quelli che quando abbiamo difficoltà, quando è difficile riuscire a prendere magari delle decisioni, è difficile affrontare particolari sacrifici, ecco, noi abbiamo questi esempi luminosi che ci guidano e cerchiamo di avvicinarci a loro. E tutte le volte che delle comunità, dei cittadini fanno degli atti così belli, così sentiti e così profondi da un punto di vista simbolico,
E questo è per noi molto importante e ringraziamo. Questa storia, come tante altre che proprio in questo periodo stiamo rivedendo, è anche molto importante a conoscere un momento drammatico della storia del nostro Paese, un momento di guerra. E adesso noi stiamo vivendo di nuovo un momento di guerra in maniera probabilmente inimmaginabile e sono tanti gli eventi inimmaginabili che stiamo vivendo in questi anni, da una pandemia che forse avremmo immaginato in qualche film di fantascienza, oppure da una guerra che scoppia così vicina. E questo ci deve ricordare che nel corso del tempo queste cose sono state affrontate, si è tenuta la schiena dritta, si è arrivati all'estremo sacrificio, c'è stato chi ha saputo scegliere con nettezza e chiarezza qual era la parte giusta e lo ha fatto pagandone poi le estreme conseguenze, arrivando al sacrificio. E qui si uniscono, ed è stato molto bello in questa cerimonia, quelle che sono le storie personali, quelle che sono le storie di famiglia, come ricordavano i parenti accanto alla celebrazione di questi eroi, accanto al lavoro che continueranno a fare, perché con queste pietre d'inciampo costituiranno comunque un ricordo. Qualcuno passerà che magari non conosce questa storia, si avvicinerà incuriosito e scoprirà delle storie importanti. Bene, accanto a questo ci stanno delle storie familiari, delle parole che si vengono tramandate tra i parenti, dei ricordi, magari dei cenni durante le feste, dei veli di tristezza. E anche questo averci fatto regalo di queste sensazioni per noi è molto importante, perché chiaramente noi facciamo questo lavoro e cerchiamo di farlo, abbiamo anche una dimensione familiare che spesso viene compressa, spesso viene sacrificata, e quindi che la famiglia abbia poi riconosciuto questo c'è per noi di molto conforto ed è un regalo grande. Concludo veramente ringraziando e ringraziando i giovani, i ragazzi, le studentesse e gli studenti che sono qui, che hanno manifestato questo interesse e questo entusiasmo. Ecco, noi della Polizia di Stato, noi delle Forze dell'Ordine, vedo qui le nostre consorelle dell'Arma, della Guardia di Finanza, bene, sappiate che noi ce la metteremo sempre tutta per poter garantire a voi un futuro di crescita, un futuro di serenità, un futuro di crescita nel diritto, nella democrazia e nel pieno rispetto e godimento di tutti i vostri diritti. Grazie. Grazie al prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia e direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Grazie anche a tutti i suoi collaboratori con i quali abbiamo condiviso il momento di preparazione di questo momento. Allora si stanno spostando qui i rappresentanti delle associazioni perché poi faremo la cerimonia, però scusate, prima di scendere ci troviamo nella sede del Conservatorio, abbiamo detto, e quindi io devo ringraziare la direttrice, la professoressa Flavia Brunetto, magari invitarla a venire un attimo qui a presentarci quella che è una piccola sorpresa che abbiamo voluto appunto fare ai nostri illustri ospiti che ci hanno raggiunto da Roma e anche dalla nostra città. Ecco. Il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini partecipa con commozione alla cerimonia di oggi, condividendone gli alti valori. L'arte, la musica, la cultura sono elementi importanti del vivere civile e assolutamente non possono e non devono essere estranei agli eventi e alle tragedie dell'umanità. Anche la musica deve diventare testimonianza. Oggi noi ascolteremo due dei migliori docenti del nostro conservatorio, Lucio Degani e Franca Bertoli. Lucio Degani è uno dei più noti e importanti violinisti italiani
e io gli sono molto grata che da friulano abbia deciso di continuare a insegnare al Conservatorio di Udine. È il primo violino dei solisti veneti, suona nei più importanti teatri del mondo, nelle sale più prestigiose. Franca Bertoli è una straordinaria e bravissima pianista e voglio qui sottolineare il ruolo che lei ricopre nella nostra istituzione universitaria. Io le ho voluto affidare la delega ai rapporti internazionali. Ritengo che questa delega sia importantissima nelle istituzioni universitarie, quale è il Conservatorio di Musica. Insegna a lavorare con altre persone che sono cresciute in maniera diversa, che vivono in maniera diversa. Professori e studenti imparano a lavorare insieme a progetti a volte molto lontani da quelli a cui sono abituati a lavorare, ma credo che proprio questo studiare, lavorare, crescere insieme possa creare una società migliore. Penso che persone, soprattutto studenti, soprattutto giovani che imparano a lavorare insieme, possano costruire per tutti noi un futuro migliore. Adesso ascolteremo una composizione preziosa, di grandissima bellezza, la Meditazione dal Thais di Massenet. La ascoltiamo perché vogliamo che sia riconciliazione, che sia ricordo, che sia testimonianza, ma ascoltiamola anche per non dimenticare mai. Grazie alla direttrice. Allora invitiamo la professoressa Bertoli, buongiorno, e il professor Lucio Degani, grazie.
grazie, ecco, allora vi invito adesso ad un attimo di silenzio, perché per primo chiederemo a Monsignor Arcivescovo che è qui accanto a me, ecco, se per cortesia potete uscire da qui dietro, ecco. Eccoci qua, ecco. Allora, ecco qua. Allora, adesso passiamo alla posa delle pietre. Certo. Sì, però prima facciamo la benedizione. No, facciamo dopo la benedizione. Dopo. Allora, Si procede ora alla posa delle 9 pietre d'inciampo. Vice commissario aggiunto Filippo Accorinti, morto a 29 anni a Mauthausen il 20 aprile 1945. Posa il nipote Michele. bisogna togliere. Sì. Prego, appoggi. Guardia di pubblica sicurezza Alberto Babolin, morto a 28 anni a Mauthausen il 19 gennaio 1945. In rappresentanza dei familiari impossibilitati a intervenire, posa un collega della Polizia di Stato. Vice brigadiere di pubblica sicurezza Bruno Bodini, morto a 36 anni a Buchenwald il 20 febbraio 1945. Posa la figlia Daniela. Applicato di pubblica sicurezza Giuseppe Cascio, morto a 37 anni a Mauthausen il 12 febbraio 1945. In rappresentanza dei familiari impossibilitati a intervenire, posa una collega della Polizia di Stato. Guardia di pubblica sicurezza Mario Comini, morto a 28 anni a Dachau il 15 ottobre 1944. Posa la figlia Adriana. Commissario Antonino D'Angelo, morto a 33 anni a Mauthausen il 16 aprile 1945. Posa la figlia Anna. Angela. Guardia di pubblica sicurezza Anselmo Guido Luigi Pisani, morto a 33 anni a Mauthausen il 2 gennaio 1945. Posa il figlio Vincenzo. Vice commissario Mario Savino, morto a 31 anni ad Ebensee il 15 marzo 1945. Posa il nipote Mario.
Commissario Giuseppe Sgroi, morto a 35 anni ad Ebensee il 16 aprile 1945. In rappresentanza dei familiari, il Capo della Polizia di Stato. Ed ora Monsignor Mazzucato darà una benedizione. Bene, concludiamo questo evento così significativo e anche toccante con una preghiera, la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato, che è la preghiera dei figli di Dio e dei fratelli tra di loro, e con la benedizione di Dio, quando il Signor Questore mi ha invitato a dare la benedizione, ho pensato che era un gesto molto giusto, perché questo sarà un luogo benedetto di Udine, un luogo benedetto da Dio, perché qui c'è un segno di vero eroismo cristiano e umano. Abbiamo sentito quelle 3 lettere toccanti lette prima, dove si sente tutta la carica umana e spirituale. È benedetto perché con la benedizione del Signore ricordiamo che chi ha dato la vita per amore viene raccolto nella vita eterna con l'innocente che ha dato la vita in croce, e in questi giorni ricordiamo risorto. Sono con lui e quindi ho sentito una nipote dialogare col nonno, e ben lo dialogava perché è vivente, e sono con noi, e chiediamo la loro intercessione di questi tempi bui. Quindi la preghiera e la benedizione, perché questo c'è un altro luogo benedetto all'interno della nostra città. Preghiamo insieme allora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, Padre Onnipotente, che hai risuscitato dai morti dopo il supplizio della croce l'innocente tuo Figlio Gesù, accogli e dona la pace e la gioia eterna a questi nostri fratelli che ha donato la vita per gli altri, e fa scendere anche oggi il dono della tua pace per Cristo nostro Signore. Scenda su queste pietre di ricordo e su tutti noi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, e buon cammino a tutti quanti. Grazie. Sì, grazie. Allora, ancora un attimo, per favore, prego. C'è il silenzio.
Prefetto, oggi Udine ha ricordato 9 agenti deportati e uccisi. L'importanza della memoria in un momento molto particolare. La memoria è fondamentale, perché ricordare questi caduti, ricordare chi si è sacrificato per noi è qualcosa di importantissimo, è un esempio che dobbiamo seguire, e tanto più va seguito in momenti complicati come questo, dove siamo ancora alle prese con una terribile pandemia che ha imposto grandissimi sacrifici e dove abbiamo vicino il fantasma di una guerra terribile che sta anche portando qui tante persone che fuggono dalla guerra e che dobbiamo accogliere in nome di quei valori di solidarietà, fratellanza, per cui questi colleghi qualche anno fa hanno perso la propria vita. La memoria ci fa capire che bisogna sempre lottare, che quello che abbiamo, la democrazia, il poter esprimere il proprio parere, il poter esercitare i propri diritti, non è qualcosa di scontato, ma va guadagnato ogni giorno, va difeso ogni giorno e va fatto seguendo quelle che sono le nostre regole, le nostre leggi, la nostra Costituzione. Gioia D'Angelo è intervenuta oggi alla cerimonia che si è tenuta qui al Conservatorio. È stato un ricordo importante quello del nonno Antonino, a partire da alcune lettere che lui aveva inviato alla sua famiglia. Sì, ho pensato che fosse il momento opportuno, perché è un momento importante per ricordare il loro contributo, il loro sacrificio. Ho letto alcuni pezzi, insomma, delle lettere che il nonno ha scritto dal carcere, poi dal treno, dal carro bestiame dal quale ha gettato queste lettere, che poi i partigiani hanno fatto avere a mia nonna, sua mamma, e che noi custodiamo ovviamente gelosamente. Ho pensato anche di rispondergli in questa occasione. È un'importante eredità, è un'importante testimonianza il loro contributo, e quindi in qualche modo volevo fargli sapere oggi, in questa occasione, che loro adesso sono eterni, il loro sacrificio, il loro nome è nella pietra, è eterno, e questo in qualche modo dà un parziale senso a questo loro sacrificio. Lei ha detto che le sarebbe piaciuto dire a suo nonno che la lezione in qualche maniera l'abbiamo imparata. Purtroppo quello che succede attorno a noi fa pensare qualcosa di diverso. Sì, purtroppo sì, ed è importante che queste pietre siano un inciampo fisico, morale, un inciampo che ci aiuti a ricordare alle nostre memorie labili, alle nostre vite frenetiche, come ho detto, al nostro scordarci quotidianamente la storia, come se fosse una sorta di difesa. E invece no, queste pietre, i loro nomi, le loro storie, le loro parole devono restare, disturbare, ricordarci qual è la strada da intraprendere. Sono tantissime purtroppo le storie da raccontare, molto spesso rimangono nell'ambito familiare. Ecco, queste pietre d'inciampo che potrebbero sembrare un nulla diventano invece importanti, perché questa sia una memoria non familiare ma una memoria condivisa, perché abbiamo capito, e lo abbiamo capito anche oggi, quando mai ce lo saremmo aspettato, quanto sia importante il monito. Sì, è una memoria che appartiene a tutti, è una strada, una luce, una direzione. Come ho detto anche prima, resistere a tante cose, non è solo combattere, non è nemmeno stato il caso del nonno, che passava informazioni, cercava in qualche modo di avvisare la popolazione in pericolo, ma resistere a tante cose. È quello che ha fatto mia nonna, aspettarlo tutta la vita, è leggere, studiare, informarsi, fare nel piccolo ogni giorno qualcosa nella giusta direzione. Ecco, questo credo che sia un contributo che possiamo dare tutti, senza dosi di coraggio incredibili, ma scegliere da che parte stare. Ecco, questo è il minimo che credo si debba richiedere. Si parla ovviamente di
degli ebrei, di quello che è stato, no? che è terribile ovviamente per proporzioni, per numero e per quello che è accaduto, le motivazioni, ma non si parla mai abbastanza dei prigionieri politici, cioè di chi ha scelto da che parte stare, e anche loro, il loro contributo ha in qualche modo distrutto e rafforzato le loro famiglie e il loro sacrificio non deve cadere nel vuoto, non deve essere vano. Ecco, da qui anche la responsabilità poi che hanno i familiari di portare avanti, no, questi valori. Lo avete fatto anche voi nella vostra famiglia, magari in maniere, in forme diverse, ma è stato il vostro impegno. Sì, tutti noi in famiglia abbiamo cercato, chi più chi meno, insomma io parlo per me, umilmente ognuno cerca di fare un contributo. Certamente la nonna ha fatto, sua moglie, la moglie del commissario Antonino D'Angelo, ha fatto di tutto per far studiare i ragazzi, perché è quello che lui ha chiesto di fare a sua moglie, di farli studiare, di farli laureare. Mia mamma è stata un medico brillante, un primario, mio zio è diventato ingegnere al Politecnico di Torino. Tutti abbiamo in qualche modo resistito, magari mia nonna appunto permettendo ai ragazzi di studiare, preparando la cena, aspettandolo tutti i giorni, loro facendo il loro dovere. Io nel mio piccolo davvero sono un'attrice e racconto la sua storia, sto portando in giro uno spettacolo, si intitola Le 20 precise, che poi è l'appuntamento che il nonno dà alla nonna perché si possano ritrovare sempre. Ecco, è poca cosa, infinitesimale, ma la cosa che posso fare è raccontare, è portare avanti il suo racconto, le sue parole, testimoniare il suo sacrificio, quindi è quello che cerchiamo nel nostro piccolo di fare. Le chiedo un'ultima cosa, che significato ha allora un evento come quello di oggi, alla presenza anche del capo della polizia, per ricordare il sacrificio di suo nonno e degli altri poliziotti che nessuna colpa avevano naturalmente, ma che hanno appunto sacrificato la loro vita anche per i loro ideali, per i loro valori? È importantissimo, il nostro unico rammarico è che la nonna non sia qui, dopo anni di silenzio, perché queste persone sono sparite nel nulla, è sparito il loro pensiero, le loro idee, il loro corpo, sono spariti, non si è più avuto traccia e non si poteva nemmeno chiedere nulla, non c'erano ovviamente i mass media, e non c'era la possibilità, anche l'ambiente è rimasto corrotto per moltissimi anni, quindi silenzio, non si poteva più osare nemmeno sperare e chiedere, quindi io credo che adesso tutto questo rumore in senso metaforico sia fondamentale, importante, è importante ricordare, prendere posizione, è importante destare alta l'attenzione su questo e tutte le ingiustizie che ci sono.